Il compleanno di Giulia, come dicevo prima, non è più un giorno di festeggiamenti, è un giorno di ricordi, quindi non possiamo essere felici, ma comunque cerchiamo di guardare avanti, ma riusando anche lo spirito di Giulia, che era comunque uno spirito che profondeva altruismo. Chissà allora con che sorriso Giulia avrebbe accolto la possibilità di sostenere 3 giovani laureate sue coetanee premiate con 2000 euro per aver realizzato delle tesi sul tema della prevenzione alla violenza di genere. All'Università di Padova il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, Luca Pezzullo, ha consegnato 3 premi alle migliori tesi selezionate tra 16 candidature arrivate tra le laureande nei corsi di laurea magistrale in psicologia. Una di loro è Carlotta. A cercare di lanciare un messaggio e di arrivare quindi a quante più persone possibili che sono qui oggi o che avranno il piacere di leggere la mia tesi. Penso che l'obiettivo fosse far capire che cosa, da dove si è partiti, che cosa ha guidato e perché abbiamo scelto di trattare l'argomento in questi termini. Credo fosse importante trasmettere questo in questo contesto. Le tesi sono state scelte perché non solo riflettevano sul tema della violenza di genere, ma avevano anche una ricaduta concreta con la possibilità di fornire strumenti operativi per contrastare un fenomeno che non accenna a diminuire. Io o i componenti del comitato scientifico della Fondazione siamo sempre attenti ad elementi che ci possono dare qualche cosa, qualche spunto per poter andare avanti nel progetto della Fondazione, se fosse possibile ben volentieri. 5 studentesse laureate con il massimo dei voti in ingegneria biomedica, la stessa facoltà frequentata da Giulia Cecchettin, hanno ricevuto una borsa di studio di 1000 euro finanziata da Invitalia. E vogliamo in questo momento, oltre che ricordarla, dare l'opportunità a tante donne di entrare in contatto con noi, perché vogliamo proporre quello che è l'obiettivo del PNRR, ossia quello di aiutare le donne a diventare imprenditrici di loro stesse, e nello stesso tempo cerchiamo di estendere il più possibile le opportunità sia imprenditoriali che non all'universo femminile.